Buongiorno e ancora buone feste. Vi presentiamo di seguito una selezione delle notizie più importanti che arrivano dal Veneto in questa settimana di festa. È quello che state vedendo, il camper dove domenica mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago. Accanto al camper la Fiat Punto della giovane donna. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della 31enne domiciliata a San Vito di Bassano a casa di una parente. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel camper del compagno Enrique Cappellari, 29 anni, parcheggiato in un'area sosta in una laterale di via Capitelvecchio, al confine tra Bassano e Cassola. Camper usato dall'uomo come dimora e proprio a lui viene contestato il delitto di omicidio aggravato. Cappellari avrebbe chiamato alle prime ore di domenica il 118 dopo aver inviato un messaggio al padre di Giulia Rigon perché la donna era priva di sensi. Quando i sanitari sono giunti sul posto assieme ai carabinieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 31enne che sarebbe avvenuto ancora sabato sera. Dalle ferite riscontrate sul volto e sul corpo, gli inquirenti escluderebbero una caduta accidentale, così come dichiarato dal 29enne durante l'interrogatorio a seguito di un litigio. Le lesioni sono più compatibili a percosse così violente da causare il decesso della 31enne. Lui avrebbe anche dichiarato di non essersi accorto della morte della fidanzata nel momento in cui aveva chiamato i soccorsi. I carabinieri hanno sentito anche chi vive e lavora in zona per capire se qualcuno possa aver visto qualcosa. Al momento potrebbero essere d'aiuto le immagini della telecamera di un'azienda che si trova proprio davanti al parcheggio. Nessuno si è accorto di niente, insomma, ecco. Io non so neanche chi potesse essere sta ragazza qua. Lei ha una telecamera sul retro che potrebbe venire in aiuto degli inquirenti. Loro mi hanno chiesto se possono, in caso che ritengono loro opportuno, noi siamo qui. Nelle prossime ore i militari della RIS di Parma effettueranno gli accertamenti all'interno del camper e nelle immediate adiacenze, costantemente sorvegliate dagli uomini dell'Arma, per riuscire a far luce su quello che potrebbe essere l'ennesimo femminicidio. È stato un fulmine a ciel sereno per noi, per la nostra famiglia e anche i nostri collaboratori, e sono rimasto basito quando me l'hanno detto. È sconvolto Giovanni Battocchio, titolare del supermercato di Romano Dezzelino, dove da qualche mese lavorava Giulia Rigon, la 31enne trovata morta in un camper a Bassano. Era da noi in tirocinio da marzo e finito il tirocinio ad agosto l'abbiamo assunta perché si era distinta in modo esemplare in questo tirocinio, quindi meritava l'assunzione. Era una bravissima lavoratrice, sempre solare, molto precisa, e arrivava sempre in anticipo al lavoro. Prima di andare via chiedeva sempre se era tutto a posto, veramente una lavoratrice da 10 lode. Qui al lavoro tutti le volevano bene perché aveva un sorriso sempre per tutti quanti, quindi è stata una notizia veramente sconvolgente per noi e che non ci aspettavamo, ovviamente. Cosa sapevate della sua vita privata? Ma ben poco, onestamente, perché lei era molto riservata. Ed esprime la sua assoluta vicinanza alla famiglia di Giulia Rigon. Questa mattina abbiamo fatto subito un telegramma ai genitori, che ovviamente siamo molto vicini a questa disgrazia che li ha colpiti. La stava massacrando di botte in mezzo alla strada, incurante dei passanti scioccati dalle urla strazianti della donna. Grazie ad una chiamata tempestiva al 112, i carabinieri di Padova sono riusciti a fermare in tempo l'ennesimo uomo violento che stava cercando di uccidere la moglie. In manetta è finito un cinese di 48 anni, Shuangping Liu. L'uomo, domenica pomeriggio, ha aggredito la compagna nell'androne della Torre Belvedere. Lei ha tentato disperatamente di scappare verso il piazzale della stazione di Padova,
Padova, ma il pestaggio è continuato sotto i portici. Prima l'ha pugnalata con un cacciavite, poi le ha sbattuto ripetutamente la testa sull'asfalto. I carabinieri hanno bloccato l'uomo in Corso del Popolo, mentre la donna è stata subito soccorsa dai medici del 118 e ricoverata in prognosi riservata in ospedale a Padova. Nonostante le numerose ferite e fratture, non è in pericolo di vita, ma se i carabinieri non fossero arrivati in tempo, l'aggressione si sarebbe trasformata in un femminicidio. Il 48enne cinese, in evidente stato di ubriachezza, è stato arrestato per tentato omicidio. L'uomo è risultato inoltre destinatario di un ordine di carcerazione. Deve espiare la pena di 6 anni e 8 mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia e per il reato di violenza sessuale commessi negli anni scorsi sempre ai danni della stessa donna. Vitamina C è una sfilza di integratori, ma anche farmaci veri e propri, tra i quali l'invermectina, un antiparassitario usato in campo veterinario per i cavalli, molto popolare nelle terapie alternative Novax. Questo foglietto con terapia e relativa posologia, pubblicato dal Gazzettino, è stato trovato in tasca ad un 90enne trevigiano malato di Covid, che così si è curato a casa fino a quando, per il peggioramento delle condizioni, è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso del Cafoncello. Ora è grave, in terapia subintensiva. Sul foglietto era indicato il nome di un medico della provincia di Padova, pare specializzato in rimedi naturali. C'è un medico che secondo me non è un medico, ma è un cialtrone, che siccome non ha il coraggio non scrive questi bigliettini su un foglio di carta da formaggio, perché così la chiamo, dando delle terapie a persone anziane fragili che hanno bisogno di essere curate in modo più serio e non sparare 10.000 farmaci così a caso, e che naturalmente queste persone, proprio perché sono fragili, sono anziane, di questo pseudomedico si fidano. Un episodio sconcertante, tra l'altro, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione sull'Lancet di uno studio italiano che conferma l'inefficacia dell'invermectina per la cura del Covid. L'azienda sanitaria trevigiana ha presentato una segnalazione all'ordine competente. Abbiamo deciso di fare una segnalazione all'ordine dei medici di Padova, affinché l'ordine, nel momento in cui questo sia realmente un medico, prenda ovviamente i corretti provvedimenti nei suoi confronti. Questa nuova variante, secondo le indicazioni dell'ECDC, è abbastanza preoccupante perché è molto contagiosa. Forse, ma ancora i dati sono pochi, potrebbe essere meno pericolosa in termini di gravità, ma non lo sappiamo ancora. Tra le cose che non si sanno ancora di Omicron, e anche se quella contro questa nuova variante del Covid sarà la battaglia decisiva per vincere la guerra contro il virus. Oggi i contagi sono in calo, ma nelle ultime 24 ore il Veneto piange altri 5 decessi che portano il totale a 12.175 e in regione continuano ad esserci più di 61.000 positivi, di cui 1.100 ricoverati e quasi 170 in terapia intensiva. Le uniche cose che possiamo fare è quella di tener duro, che vuol dire a chi non si è vaccinato che si vaccini, chi non ha fatto la terza dose che la faccia, se ha raggiunto la distanza necessaria, e poi vaccinato o non vaccinato mantenere i comportamenti corretti. A capo della direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione Veneto, Francesca Russo è tra coloro che sono intervenuti all'M9 di Mestre per l'iniziativa dell'Ustra e Serenissima la pandemia vista con gli occhi di, assieme tra gli altri al prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, al patriarca Monsignor Francesco Moraglia e ad altri cittadini che hanno raccontato la propria esperienza. Rispetto a 2 anni fa, la conoscenza del virus è molto maggiore, così come i metodi di prevenzione e difesa. Dire che i vaccini non funzionano, direi, è un'eresia, una bestialità, perché se non abbiamo i morti, ma ci siamo dimenticati i camion che portavano via le bare. Oggi queste cose non esistono più e non è così. Una mano è stato l'uomo che ha studiato e che ha messo a punto in pochissimo tempo un vaccino e l'ha reso disponibile a tutta la comunità. Sono 2 anni che siamo in emergenza. Essere in emergenza vuol dire non avere le ferie, vuol dire lavorare anche negli ospedali Covid, vuol dire uno stress lavoro correlato, vuol dire trascurare molto anche la famiglia.
Dopo quasi 2 anni in prima linea, il personale sanitario affronta il secondo Natale con il Covid che riempie i reparti. L'80% di questi pazienti non sono vaccinati e alla stanchezza dei medici spesso si aggiunge la beffa di essere trattati male da chi convintamente rifiuta le cure e i vaccini. Da eroe durante la prima ondata del virus a capo espiatorio, racconta il dottor Avruscio, direttore di angiologia. Il passo è stato breve, ma l'impegno dei medici, infermieri e OS non si è mai arrestato e si continua a lavorare facendo i conti con la carenza di personale dovuto alle sospensioni di quei colleghi Novax che rifiutano di immunizzarsi contro il Covid. Il vaccino è un'arma fondamentale ed ha effettivamente sta avendo i suoi effetti positivi, perché se noi paragoniamo questo periodo al periodo precedente, diciamo, dell'anno scorso, in terapia intensiva adesso ci sono circa 130-140 persone nel Veneto ricoverate, ma erano oltre 300-350, quindi i vaccini funzionano. I sanitari padovani poi devono fare i conti anche con gli stipendi più bassi di tutta la regione. Noi se siamo qui e siamo ancora a lavorare, prima, durante, ci saremo anche nonostante tutta questa carenza di organico, ci saremo anche dopo, però vorremmo che fosse valorizzata, perché è una questione anche di dignità. Lei pensi che i medici ospedalieri di Padova sono i peggio pagati della regione del Veneto? Ma una differenza di 10-15 mila euro all'anno di meno. Questa è una serie delle iniziative che stiamo mettendo in campo con l'amministrazione per migliorare la nostra qualità dell'aria, la nostra vivibilità, ma soprattutto il nostro futuro. Un passo in avanti. Perché la Valletta di Silenzio? Perché con i fortunati degli ultimi anni aveva subito dei danni, quindi andava fatto un riimpianto. Però questo riimpianto è stato fatto in un'ottica molto particolare, la scelta della pianta giusta al posto giusto per varie funzioni. Pulizia dell'aria, catturare le polveri, ma soprattutto un supporto alle nostre api, perché sono il nostro futuro. E pensando proprio al futuro di Vicenza, sempre più green, una quarantina di alberi sono stati affidati alle mani dei bimbi della scuola primaria Negri per riforestare questa parte della Valletta del Silenzio, un'operazione concertata dal Comune di Vicenza in collaborazione con aziende private che aderiscono al progetto Bee-Leafing, che si impegna gratuitamente a mettere a dimora nuove piante in aree verdi pubbliche e private. L'obiettivo, che è anche un insegnamento dato alle nuove generazioni, è quello di contenere gli effetti climatici, purificando l'aria con nuove zone boschive. I bimbi hanno personalmente piantato il loro albero, a cui hanno dato il nome: carpini, aceri campestri, cornioli e saliconi. Il primo è stato chiamato Greg, che gli scolari si sono ripromessi di tornare a trovare periodicamente. L'amore per l'ambiente è un obiettivo che va condiviso il più possibile. Come azienda vicentina abbiamo voluto, insieme a Bee-Leafing, partire con questa iniziativa di donazione di piante, proprio perché il nostro territorio ha bisogno di respirare meglio. E quindi siamo partiti proprio qui all'Oasi del Silenzio, dietro alla Villa del Palladio, a piantare i primi alberi, e poi proseguiremo nella primavera anche in altri parchi di Vicenza con questa iniziativa. Il regalo di Natale più bello per la famiglia di Alex Zanardi, quello di riaverlo a casa. Il campione paralimpico ha lasciato l'ospedale dopo oltre 1 anno e mezzo dal terribile incidente in handbike avvenuto in Toscana nel giugno del 2020. La bella notizia è stata data dalla moglie Daniela attraverso il sito di BMW Italia, di cui Zanardi è testimonial. Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è a casa con noi, ha annunciato, specificando che in futuro comunque il campione di handbike dovrà affrontare ancora dei soggiorni temporanei in cliniche specializzate per continuare il lungo percorso di riabilitazione. Ma adesso, dopo il lungo periodo, prima all'ospedale di Siena, poi al San Raffaele di Milano e poi a Padova e in altri ospedali del Veneto, Alex potrà stare tutto il giorno con i suoi familiari e trascorrere un Natale a casa, circondato dall'affetto dei suoi cari che sono stati sempre al suo fianco in questa ulteriore sfida che la vita gli ha riservato. È stato un grande successo il Cantanatale 2021. Per questa edizione è stato scelto il classico di Miriam Makeba, Pata Pata, con un testo scritto
Sì, Daniela, eccoci, siamo in diretta da San Vendemiano, apertura del nuovo centro vaccinale che sarà esclusivamente pediatrico fino al 10 di gennaio. Il presidente Zaia è arrivato in questo momento. Approfittiamo, buongiorno, siamo in diretta, Presidente, approfittiamo per una battuta prima di questa visita all'interno del centro esclusivo pediatrico fino al 10 di gennaio. Ci sono già parecchi bambini, abbiamo visto insomma, che ha firmato anche il diploma di coraggio di un bimbo. L'obbligo di garantire un servizio ai cittadini, ai genitori e ai bimbi che decidono di affrontare la vaccinazione. Dai 5 ai 11 anni è stata definitivamente autorizzata. Spetterà ai genitori da una valutazione, dal confronto con i pediatri di libera scelta, con i medici che conoscono, decidere se vaccinare o meno i bimbi. E noi abbiamo l'obbligo morale e anche istituzionale di garantirne la vaccinazione, per cui siamo qui in questo bel centro vaccinale dedicato peraltro a loro almeno in questa prima fase. Poi ovviamente questo sarà un centro vaccinale che sarà ampliato e sarà dedicato anche a coloro che non sono più bambini. Era necessario sfruttare questo periodo delle vacanze di Natale, no? Per far vaccinare i bambini? Senta, noi in Veneto abbiamo ancora oltre 600.000 persone che non si sono vaccinate, nonostante rappresentino solo il 13% della popolazione veneta. E la vaccinazione sta dimostrando che ci sta comunque salvaguardando rispetto alle chiusure, perché saremmo inevitabilmente chiusi da un mese, ma direi anche rispetto al tasso di mortalità che sarebbe inevitabilmente alto se non ci fossero tutti questi vaccinati. L'87% dei veneti è vaccinato. Facciamo dopo, Presidente, sì, adesso procede con il giro, ecco. Ci sarà un momento in cui il Presidente farà eccolo qua col direttore generale Benazzi, vestito come molti altri operatori all'interno da Babbo Natale, con il sindaco Dussin di San Vendemiano per questa inaugurazione in un giorno festivo insomma un po' particolare, 26 dicembre, Santo Stefano. Paola Roma, che è Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sonia Brescacin, che è Presidente della Commissione Sanità in Regione, tutti qui, anche se è un festivo, per dare il via a questa importante struttura e ora vedremo, insomma il Presidente sicuramente vorrà visitare nei primi minuti il centro. È stato predisposto all'interno un piccolo palco per un breve intervento che potranno ascoltare anche i genitori presenti insieme ai bambini. Noi siamo già stati all'interno, ci sono parecchi bimbi che si sono vaccinati, molti genitori che hanno scelto proprio questa giornata per vaccinarsi, per vaccinare i bambini, anche perché poi dovessero esserci dei piccoli malesseri insomma, legati al vaccino, naturalmente i bambini sono a casa, sono in vacanza e possono smaltire questa cosa. Noi adesso cercheremo di seguire il Presidente in questo suo giro. Vedete, ecco, siamo in via Italia a San Vendemiano, proprio sotto casa potremmo dire insomma, del governatore, che sappiamo abitare anche lui a San Vendemiano, negli spazi che sono stati in passato occupati da un supermercato. Vedete grandi spazi anche in questo caso, in questo ennesimo hub vaccinale che è dedicato, come si diceva, fino al 10 di gennaio proprio ai più piccoli, ai bambini. Vediamo se il Presidente deciderà di salire direttamente sul palco per il suo intervento, per salutare anche i presenti, naturalmente la gente. Noi ci spostiamo a favore naturalmente di telecamera d'immagine. Abbiamo visto insomma anche il direttore Benazzi, no? Vestito da Babbo Natale, tutto creato, pensato, organizzato perché i bambini abbiano meno paura possibile, naturalmente. Eccoci qua davanti al palco dove ci saranno dei brevi interventi. Attendiamo qualche minuto i primi discorsi. Come dicevamo, ci sono appunto il direttore Benazzi che magari spiegherà anche dal punto di vista tecnico qual è stato l'allestimento, qual è stato l'impegno per realizzare anche in poco tempo questo ennesimo hub vaccinale a cui stanno arrivando bambini un po' da tutta la sinistra Piave. Prima abbiamo fatto un piccolo giro tra i genitori e abbiamo sentito proprio questo. Dato che diamo i giornalisti, spostatevi sui dati. Adesso noi ci spostiamo a favore di camera, Daniela, di modo da intanto poter buon Natale a tutti e riprendere per bene. Grazie al Presidente Zaia di essere qui con noi, ringrazio anche il Sindaco Dussin e la proprietà che ci ha dato questa bellissima area dove riusciremo a fare 1500-1600 vaccinazioni al giorno.
un saluto a tutti, al sindaco Roma e a tutti i consiglieri regionali presenti, e soprattutto un grazie alle mamme e ai papà, perché sono stati bravi a portarci i bambini, veramente. E un grazie ai bambini, perché sono dei bambini veramente coraggiosi, Presidente, coraggiosi. Quindi grazie a tutti e ancora buon Natale. Grazie. Sindaco, fa un saluto, vai. Anche da parte mia, a nome mio dell'amministrazione comunale qui presente sia con Sonia Brescacin, con Renzo Zanchetta e tutti quanti i consiglieri della mia squadra, siamo orgogliosi che possiamo contribuire anche noi a questo messaggio di salute e serenità, soprattutto nel periodo delle feste, e l'inizio con i bimbi, ecco, da sicurezza a tutti quanti noi. Vi saluto, vi faccio anch'io tanti auguri, ringrazio tutte le autorità, dal direttore Benazzi con il quale abbiamo collaborato in questo periodo, lo stesso Gianni Di Martini, proprietario dell'immobile, che si è messo a disposizione. Ovviamente saluto l'amico Luca Zaia, che ringrazio per l'immenso lavoro che fa nella nostra regione e ha fatto sì che le nostre attività ripartano a pieno tutte quante, sia le scuole, attività sportive e attività produttive. Quindi un ringraziamento dal nostro comune, e con questo segnale fisico sul territorio siamo ben felici di compartecipare al suo lavoro. Grazie. No. Sì, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto buone feste a tutti. Io volevo solo intanto chiedervi un grande applauso per tutti quelli che hanno lavorato e stanno lavorando oggi, quindi i sanitari, il mondo del volontariato, le forze di polizia. Sembra strano, ma ci vogliono le forze di polizia per vaccinare, non perché si creano ingorghi nelle vaccinazioni, perché c'è qualcuno che non vuole che si facciano le vaccinazioni. Allora io volevo salutare i bambini e i genitori che sono qui presenti, dire che oggi apriamo questo centro vaccinale, che è il 61esimo centro vaccinale a livello regionale. Pensate che in questo momento ci sono 1600 persone schierate per portare a casa prima di notte 50.000 vaccinazioni. Questo è il target che ci siamo dati. Questo sarà un centro vaccinale dedicato sostanzialmente fino al 10 di gennaio, sostanzialmente prevalentemente ai bimbi. Voi sapete che è stata autorizzata la vaccinazione dei bimbi dai 5 agli 11 anni, e questa popolazione rappresenta più o meno 300.000, rappresentata da 300.000 bambini in Veneto. In questo momento l'87,1% dei veneti si è vaccinato, quindi abbiamo un 13% ancora non vaccinato, che sono più o meno 600.000 persone che ancora non hanno deciso di intraprendere il loro percorso vaccinale. Io evito di stare qui a farvi vedere, ma magari datemi che ci sono i bambini che se li ricordano, i cartelli. Ve li ricordate, bambini, questi? Vediamo se ve li ricordate. Ve li ricordate? Sì. Boh. Allora oggi, senza farvi vedere tutti i cartelli, vi dico semplicemente questo, che noi abbiamo in questo momento 1178 persone ricoverate nell'area non critica nei nostri ospedali, 172 persone ricoverate nelle terapie intensive nei nostri ospedali, e l'80% di chi è ricoverato in terapia intensiva è non vaccinato. Spesso ci si chiede, magari qualcuno gli viene anche naturale dire: ma c'è la variante Omicron, allora cosa serve vaccinarsi? Beh, intanto cominciamo col dire che grazie al fatto che ci siamo vaccinati che oggi non siamo chiusi, inevitabilmente noi saremo chiusi da almeno un mese. E poi, se guardo anche i tassi della mortalità, dico anche che pur avendo dei decessi, oggi sono alcuni casi di decessi, ieri avevamo una ventina, non siamo ai dati dell'anno scorso. L'anno scorso con gli stessi contagiati in giornata avevamo 196 morti la stessa giornata, paragonabile a quella di oggi. I vaccini stanno funzionando. Ovviamente bisogna seguire il progetto della campagna vaccinale, è un progetto che viene validato da una comunità scientifica. Tutti mi chiedono: ma i bimbi devono vaccinarsi? I genitori decideranno se i bimbi devono vaccinarsi, si confrontino con i loro
pediatri di libera scelta, con i medici di fiducia e poi seguire la vaccinazione. Questa settimana inviterò la professoressa Liviana Dadalt, che è un riferimento nazionale se non internazionale, stiamo parlando della clinica pediatrica di Padova, e verrà a parlare della vaccinazione in televisione dei bimbi in età pediatrica, in particolar modo la fascia d'età interessata dai 5 agli 11 anni. Lei sostiene che non ha mai visto tanti casi come in questo periodo di bimbi con problemi respiratori. Lei porterà tutta la casistica e dirà anche per quale motivo consiglia di provvedere alla vaccinazione. Infine chiudo ringraziando questi eroi. Oggi avete tutti il diploma, giusto? Già tutti diplomati. Bene, e quindi penso che il vero applauso deve essere fatto a voi che avete fatto la prima vaccinazione, poi farete fra un po' di giorni anche la seconda, e quindi bravi. Grazie, grazie. Domani saremo in diretta da Marghera, peraltro una grossa novità perché abbiamo voluto fare uno studio per presentare la validità del vaccino rispetto alla variante Omicron, e avremo grosse novità, ma non posso anticipare nulla. Verranno direttamente gli scienziati che hanno lavorato a questo progetto che io ho richiesto e diciamo velocissimamente sono anche riusciti a lavorare sul virus vivo e testare i vaccini che comunemente utilizziamo. Grazie e buone feste a tutti. Ecco, è finito Daniela Senti. Saluto anche il consigliere Possamai che vedo, c'erano qui oggi presenti il consigliere Possamai e la consigliere Brescacin e Paola Roma che è presidente dei sindaci, della conferenza dei sindaci. Vedremo se il Presidente vorrà fare un piccolo tour, diciamo così, oppure si farà intervistare proprio qui. Andiamo a vedere in diretta cosa decide di fare. È di nuovo sul palco, attenzione. Ciao, vai. Avete visto, sono parecchi i bambini che vogliono farsi fotografare. Allora, scusate che sì, ci giriamo a favore. Eccoci qua. Tanti vogliono salutare il Presidente Zaia, naturalmente lui si intrattiene. Qualche foto, prima abbiamo visto il bimbo che si è fatto firmare il diploma, insomma tutto contribuisce anche ad alleggerire un po', no? Quella che può essere magari la tensione tra i bambini in questa giornata, e il Presidente Zaia ha voluto essere presente. Una stretta di mano col sindaco di San Vendemmiano, mentre continuano queste foto, rispetto alle quali noi saremo sullo sfondo, naturalmente lo vediamo, ma insomma è bello assistere anche a questa gioia che c'è anche da parte dei bambini nei confronti di un personaggio al di là della politica che hanno visto in televisione tante volte in questi mesi e che non si è mai sottratto di sicuro davanti ai bambini. Anzi, avete visto prima, no? Ha tirato fuori i cartelli proprio per far vedere a loro quei cartelli che hanno visto tante volte in televisione. E che ha sempre avuto una parola particolare, insomma, per i bambini. E infatti continua un po' questa carrellata di fotografie con il presidente Zaia. Anche i genitori naturalmente ci tengono, una foto scattata con il cellulare, insomma c'è aria un po' di festa, un po' di svago anche di fronte a tutta questa situazione complicata. Ma davvero qui in questa struttura si è cercato in tutte le maniere di rendere un po' giocoso questo accesso alla vaccinazione. Ci sono gli operatori vestiti da Babbi Natale, c'è addirittura un punto letture animate che è stato organizzato dall'ULS, ci sono genitori soprattutto molto determinati a far vaccinare i bimbi, e poi naturalmente ci sono anche i volontari, insomma, che ci tengono a immortalare questi momenti che insomma a distanza di anni contiamo di ricordarci con meno apprensione, meno ansia di quella che c'è purtroppo in questo periodo. Adesso faremo un po' il punto col Presidente su quella che è la situazione dei contagi. Naturalmente oggi non c'è il report vaccini perché ieri i centri vaccinali sono rimasti
sono rimasti chiusi, sono rimasti aperti, lo sapete, i punti tampone e oggi hanno ripreso, seppure a ranghi ridotti, tutte le strutture, sia punti vaccinali che punti tampone, anche per andare incontro naturalmente a tutti quelli che devono testare in questo momento un'eventuale positività, e sono purtroppo numeri, lo abbiamo visto prima, importanti, che continuano a rimanere molto molto significativi, considerevoli i numeri dei nuovi positivi in tutte le fasce d'età. Avete sentito il Presidente Zaia annunciare che domani sarà in diretta da Marghera per la conferenza stampa e che in settimana porterà la professoressa Liviana D'Adalt, che è già stata medico di pediatria, tra l'altro primario di pediatria a Treviso, non la ricordiamo bene, poi adesso in azienda ospedaliera, che spiegherà, magari chiarirà gli ultimi dubbi e spiegherà soprattutto, abbiamo sentito dal Presidente Zaia, come si stiano moltiplicando purtroppo i casi di bambini con problematiche respiratorie serie in questo periodo. Ed è con questo spirito che i genitori naturalmente hanno portato qui a vaccinarsi i bambini anche in questa giornata festiva, di modo che questa copertura poi che prevede una seconda dose tra 3 settimane possa cominciare a essere efficace per quando torneranno a scuola, per quando torneranno a fare sport, torneranno a contatto con i loro amici, perché sappiamo tutti che in queste feste di Natale purtroppo tutti, grandi e piccoli, stanno cercando di limitare i contatti al massimo, proprio per evitare di far circolare questo virus che ha già portato il Veneto in zona gialla e rischia a breve di portarlo anche in zona arancione. L'attività intanto al centro vaccinale prosegue, vediamo se il Presidente ha finito questa carrellata di foto, ci stoppa, noi attendiamo, vediamo poi insomma di capire cosa farà. Forse fa un piccolo giro a cui preferisce che non partecipiamo, vediamo. Sta facendo, ecco vedete, un piccolo giro della struttura, sta parlando con delle persone che evidentemente volevano parlarci senza magari la confusione che c'era un po' prima, insomma, confusione per modo di dire, siamo tutti naturalmente con Green Pass e mascherina qui all'interno con spazi molto ampi, ma insomma quello è il cenno che abbiamo visto, vediamo insomma senza essere di troppo di provare ad avvicinarci con tutte le cautele. Magari c'è un bambino che ha bisogno di incoraggiamento, chi lo sa. Vediamo. Guarda, sta già, come fa sempre, insomma, il Presidente Zaia è un organizzatore nato, quindi eccolo là che si adopera personalmente per far accedere questo ragazzino, rassicurando lui, la mamma, insomma, una situazione come tante a cui il Presidente si presta volentieri per incoraggiare questo ragazzo. Vediamo cosa farà, gli sta mostrando come fare. Non senti niente, ha paura il bimbo, allora il Presidente gli mostra un po' come si fa e che non succede niente, lo sta incoraggiando in modo che questo ragazzino la viva il meglio possibile questa situazione. Noi siamo naturalmente qui alle spalle, riprendiamo solo il Presidente, vediamo un po' se riuscirà nella sua opera, insomma, di rassicurare questo ragazzo in questo momento, insomma, che può essere di emozione, tensione, un po' di paura, ci sta. Ce l'hanno avuta tanti adulti in questi mesi e
a maggior ragione ce la possono avere i ragazzi. Poi naturalmente ci faremo spiegare dal Presidente che succede e come è andata, insomma. Sono situazioni comprensibilmente un po' delicate, ma il Presidente insomma non si sta sottraendo dal cercare di rassicurare, di incoraggiare questo ragazzo. Naturalmente tutti noi operatori dell'informazione stiamo cercando con tutte le cautele, insomma, la delicatezza possibile di riprendere solo dei dettagli, riprendere solo gli adulti, insomma, come ci spetta, come deontologia professionale, lavoro, eccetera, perché naturalmente quando si tratta di minori è sempre complicato. Altri, devo dire, li abbiamo intervistati volentieri con il favore dei genitori che ci hanno permesso di avvicinare anche dei bambini. Poi nel telegiornale di questa sera naturalmente vi mostreremo anche queste fasi. Vedremo, ecco, se Daniela, se questa opera di convincimento andrà a buon fine, se il bambino non è troppo emozionato, troppo impaurito. Devo dire, appunto, come ripetevo prima, che tutto qua dentro è stato organizzato un pochino per rendere giocoso, per rendere più leggero quello che è l'approccio alla vaccinazione, con gli operatori con i cappellini da Babbo Natale. Vedete anche l'operatrice vestita da Babbo Natale. Insomma, il periodo delle feste agevola in qualche modo anche questo percorso, questo addobbo, chiamiamolo così, dei centri vaccinali. In altre circostanze abbiamo visto dei clown, abbiamo visto un po' di tutto, no? Si cerca di far sì che per i bambini non sia naturalmente una cosa traumatica, non sia una cosa che fa paura, ma sia un momento da vivere serenamente. Ne abbiamo intervistati tanti, insomma, questa mattina, che sono sentiti, ci abbiamo parlato, che sono tranquilli, e poi naturalmente ci può stare anche chi invece la vive con un pochino più di paura, no? Fatto, a quanto pare. Vediamo, poi insomma sarà la sua mamma a cercare di capire come fare, di eventualmente decidere come procedere. Intanto continua l'afflusso di persone dall'ingresso, vediamo insomma che stanno arrivando, malgrado sia tutto sommato l'ora di pranzo di questo giorno di festa. Ci sono tante persone che stanno continuando ad arrivare, a portare i bimbi qui al centro vaccinale di San Vendemiano. Ricordiamo, l'apertura è oggi e fino al 10 di gennaio sarà a uso esclusivo dei ragazzi in età pediatrica, dei minorenni di fatto. È un'iniziativa significativa anche per, appunto, come abbiamo già detto, permettere durante le feste di Natale questo genere di vaccinazioni, di modo che poi i bambini possano tornare a scuola più protetti, più tutelati. Oggi è ad accesso libero, tra l'altro, per cui per questa area della Sinistra Piave è senza dubbio un appuntamento importante. Ora vediamo insomma se si riesce a sbloccare questa situazione, se no noi poi naturalmente stiamo aspettando di parlare col Presidente Zaia, poi procederemo chiaramente anche con altri ospiti che riusciremo a intercettare qui al centro vaccinale. Dunque Lina. Sì. Dunque vediamo, Daniela, insomma. adesso noi stiamo
Hai visto come sta perdurando un pochino, no? Questa situazione un po' in stallo, questa trattativa che ha intavolato il presidente Zaia con questo ragazzino. Certo, capiamo Lui sta anche, cercando di tranquillizzarlo, sì. Capiamo l'emotività del bambino, perché insomma ricordiamo che sono bambini piccoli, quindi insomma con tutto insomma, il riguardo, l'emotività del piccolo che deve fare un vaccino, quindi riusciamo a capire e vediamo insomma il presidente che davvero ce la sta mettendo tutta per cercare di tranquillizzare questo piccolo. Assolutamente, guarda, come vedi è ancora lì seduto, insomma c'è la mamma, c'è l'operatrice, sta cercando di convincerlo, si era anche sollevato la manica della camicia per cercare di far sì che si convincesse a vaccinarsi, perché evidentemente questa era l'intenzione quando sono partiti da casa, insomma. È chiaro che poi, sai, quando si arriva qui magari un po' la paura del lago, che è quella che in genere blocca di più i bambini, può averlo un pochino spaventato, lo ha un pochino bloccato, ma sono cose che vanno messe in conto naturalmente quando si procede a vaccinazioni per una così ampia fascia e soprattutto per bambini, insomma, come dicevi tu, piccoli, ragazzini che vanno convinti in qualche maniera ad affrontare più che altro la puntura, la classica puntura, insomma, che spaventa sempre un po' tutti. Vediamo se questa cosa si risolve in pochissimo, se no vediamo di intercettare qualche altro ospite intanto. Ecco, il presidente continua a chiacchierare. Vediamo di andare da Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci. Paola, siamo in diretta. Ecco qua, il presidente Zaia ha intavolato questa trattativa con un bambino per incoraggiarlo a vaccinarsi. Noi approfittiamo un secondo di lei, presidente della conferenza dei sindaci, un nuovo hub vaccinale che si apre, questa campagna per i bambini che potrebbe diventare anche determinante, no? Per uscire da questo stallo, questo picco di contagi che purtroppo attanaglia la provincia di Treviso e poi queste quarantene delle scuole. Sì, sicuramente ringrazio anche della disponibilità non solo la proprietà privata ma anche i comuni in questo caso, perché si tratta anche di tutto un entourage assieme anche alla parte di sicurezza e di viabilità che viene a crearsi. Ringrazio perché anche la presenza del presidente Zaia, soprattutto a testimonianza di questa vicinanza ai più piccoli, sostanzialmente alle loro famiglie, diventa veramente un punto importante e fondamentale proprio in questi giorni in cui appunto ci troviamo con i ragazzi a casa da scuola e quindi si può implementare. Punto che appunto diventerà poi aperto anche alla popolazione dopo il 10, quindi veramente una vicinanza ai più piccoli e ai genitori. Credo che sia l'unica modalità questa proprio per essere anche vicini a loro e convincerli, proprio perché insomma questo è creato per loro e soprattutto anche in una situazione con la presenza anche del nostro direttore generale e di tutti i sanitari eccetera che si sono messi anche in gioco con i vestiti di Babbo Natale proprio per sentirsi anche più vicini a loro, quindi una serie di segnali perché tutte le comunità siano vicine a questi ragazzi. Abbiamo visto prima il sindaco Dussina, ancora una volta i comuni si sono mobilitati, grazie magari anche ai privati, a trovare strutture, no? Per ospitare questo genere di vaccinazioni di massa di fatto. Sì, io ringrazio tutti i colleghi davvero per il grandissimo lavoro che stanno facendo assieme anche ai privati che hanno dato disponibilità, ma poi anche nel nostro territorio i centri servizi, perché abbiamo 2 postazioni di centri vaccinali. Ringrazio tutto il personale sanitario e anche infermieristico che è impegnato da prima sia per la parte dei tamponi e poi anche con le vaccinazioni, e ringrazio davvero il Dipartimento di Prevenzione e il dottor De Lui per tutto il lavoro che insieme con tutti i sanitari stanno facendo, in primis con il nostro direttore generale dottor Benazzi, ma anche con il dottor Rigoli per tutte quelle fasce deboli che sono i disabili e le persone con fragilità, e i nostri centri servizi con la task force che è diretta appunto dal dottor Moretto, che segue anche questa fascia più debole delle persone che naturalmente sono all'interno dei nostri centri servizi, e in questo periodo appunto di distanziamento diventa anche fondamentale ricordare che ci sono anche loro e lo stiamo facendo per proteggere anche loro. Ecco, abbiamo visto questo problema delle classi in quarantena. Voi sindaci state ragionando sul fatto che ci possa essere il rischio al ritorno da queste vacanze che ci siano dei nuovi stop, perché abbiamo visto insomma il Veneto in giallo, l'arancione potrebbe essere dietro l'angolo, e poi la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale
ci ha dato idea, insomma, di temere purtroppo un nuovo arresto della scuola come abbiamo vissuto l'anno scorso. Sì, io credo che questo anche DL che è arrivato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alle 8:30 della vigilia di Natale, sicuramente all'interno contiene anche una parte dove anche il personale militare, quindi il Ministero della Difesa, si è impegnato con questo. Ci vogliono forze e quindi abbiamo la necessità di averle. Noi abbiamo visto che abbiamo incrementato il numero di tracciatori, che ringrazio, eccetera, però c'è la necessità che davvero, se ci sono da implementare, quindi da tamponare tutte le persone per l'ingresso in sicurezza, ci sia non solo il personale, ma ricordiamoci che il tampone viene validato per quel giorno e poi cosa si metterà in campo. Quindi credo che insomma anche questo tipo di intervento da parte del governo deve essere veramente strutturato con degli interventi proprio fondamentali sul territorio. Esatto, in ogni caso è stato comunque un Natale che per fortuna filato via abbastanza liscio. Ci si augura che anche per il proseguo delle feste si riesca, per quel che si può, a festeggiare. Abbiamo visto comunque un'altra volta stop alle discoteche, anche quello è un settore fortemente penalizzato, ma d'altro canto differentemente non si poteva fare. Tutti i comuni di fatto hanno annullato le manifestazioni. Cosa ne pensa di questo? Sì, tutti quanti con spirito di collaborazione lo hanno fatto. Io ringrazio il Presidente Zaia perché davvero con quell'ordinanza, e parlo anche per i centri servizi, ha dato là anche per le fasce più deboli di anche dare delle indicazioni alle famiglie che hanno il loro ospite inserito all'interno delle strutture. Io ringrazio perché questo è stato un esempio di come nel territorio, partendo prima, in questo caso la Regione Veneto, ha permesso anche di dare delle informazioni puntuali e precise con quell'ordinanza che ha emanato il Presidente. Quindi mi auguro che anche a livello nazionale siano in grado di poter dare delle risposte territorialmente differenti, anche aiutando le categorie produttive come quelle che si citava prima, proprio perché hanno bisogno di sostegni concreti. Grazie a Paola Roma, Presidente della Conferenza dei Sindaci, grazie mille. Il Presidente Zaia si è alzato, vediamo un attimo se per caso questo caso si è risolto per il meglio. Fatemi dare un'occhiata, si è infilato di nuovo la giacca, probabilmente ricomincerà il suo giro, vedremo tra poco se riusciremo a intervistarlo e magari vedremo di capire insomma com'è andata alla fine. Ecco altri bambini che si avvicinano per chiedergli una foto, uno scatto insieme. Com'è andata? Hai sentito male? Vieni qua allora, vieni qua come è andato. Il Presidente Zaia sta cercando altri testimonial per convincere questo bimbo a vaccinarsi. Ha preso a cuore naturalmente questa paura, insomma, che ha colto, che ha preso questo ragazzino e ci sta. Vediamo se questa situazione si sbloccherà. Sta cercando di far dire a questa bambina che non ha sentito nulla vaccinandosi. Lei ha il suo diplomino del coraggio in mano. Grazie. E però naturalmente non è che tutti i bambini sono uguali, no? Lei è piuttosto piccolina eppure ha fatto la vaccinazione a quanto pare coraggiosamente, senza esitazioni. Vediamo se il Presidente Zaia lascerà il box. Presidente, intanto ci dica, è riuscito a convincere questo ragazzino? Lì si preoccupa oltre misura, anche perché poi avete visto bimbi di 5 anni che non... L'iniezione è indolore, cioè me ne sono fatta una anche stamattina per fargli vedere, ovviamente a vuoto, però siamo stati tutti bambini, dai, diciamo così, però insomma sta andando bene la vaccinazione, c'è un bel afflusso. La nostra preoccupazione è che se non avessimo avuto i vaccini avremmo avuto sicuramente un picco di mortalità, e dall'altro c'è il grande tema che saremmo già chiusi da un mese, questo va ricordato ai cittadini. Adesso speriamo di venirne fuori velocemente, visto e considerato che insomma
questa è una partita assolutamente fondamentale per la nostra comunità. Presidente, parliamo dei numeri che ha dato prima, intanto dei numeri di contagio che persistono a essere molto elevati. Il Veneto è in fascia gialla, ci sono diverse regioni in bilico con la fascia arancione e anche la nostra. Al momento no. Per noi abbiamo tanti contagiati, ma sono dati da tanti tamponi che facciamo, siamo quelli che fanno più tamponi a livello nazionale. Consideri che noi facciamo rispetto a delle regioni che hanno i nostri stessi abitanti anche il triplo dei tamponi, noi arriviamo a 150.000 e regioni che hanno i nostri abitanti ne fanno 45-47.000. Prova ne sia che nella tabella nazionale siamo non tra i primi come percentuale di positività, siamo quasi tutti i giorni sotto la media nazionale. E dall'altro ovviamente oggi noi abbiamo 1178 persone ricoverate in area non critica, 172 in terapia intensiva, l'80%, quasi l'80% di chi è in terapia intensiva è non vaccinato, ma i non vaccinati in Veneto sono solo il 13%, per cui veramente sono dati importanti. Diciamo che dobbiamo continuare a insistere sulla vaccinazione e spiegare ai cittadini che nonostante le festività, se si va a fare un cenone, una veglia, qualcosa, bisogna mettersi in sicurezza, non andare se si hanno anche i minimi sintomi di un raffreddore, di un mal di gola, di qualcosa, e possibilmente tentare di farsi un tampone prima. E questo non vuol dire che i vaccini non funzionano, vuol dire che il vaccinato può ad esempio veicolare il virus, questo magari senza avere sintomi e senza mai sviluppare malattia. Cosa vi aspettate da questi giorni di vacanza e di feste? Nel senso, i ragazzi sono... Non ci aspettiamo sicuramente grandi robe in positivo, perché vediamo che c'è comunque la volontà di festeggiare, che è logico. Ci aspettiamo qualche cluster familiare, ci aspettiamo qualche cluster che nasce magari anche dall'inconsapevolezza del nipote che va a trovare il nonno, che magari il nipote è positivo, piuttosto che qualche infezione familiare. E per questo chiediamo a tutti la massima attenzione. È ovvio che uno non può sapere se ha il virus, però magari un minimo di attenzione sì rispetto a dei sintomi di base, come dicevo, potendolo fare, magari anche un semplice tampone fai da te, tanto demonizzato quando io li ho lanciati e oggi invocati dall'ECDC, che è l'ente mondiale che governa le pandemie, dal quale tutti i paesi, tutti gli stati attingono per le linee guida. Quindi l'ECDC dice fate alla fine, se non riuscite ad avere altri testi, un tampone fai da te, quelli che si comprano nei supermercati, nelle farmacie o anche sui portali, sulla rete. Senta Presidente, le vacanze durano altri 15 giorni, ma possiamo pensare che si tornerà a scuola normalmente? Io spero di sì, però dovremo vedere anche l'evoluzione. Questi 15 giorni sono uno spartiacque tra un raggiungimento di un plateau e poi una discesa dell'infezione, oppure può essere uno spartiacque per un'ulteriore impennata. Se così fosse, qualcosa rispetto alla scuola va fatto. Io so che ogni volta c'è agitazione, io sono per la scuola in presenza, però è pur vero che l'anno scorso, quando si chiusero le scuole in Veneto, il Veneto si salvò dall'infezione. Altre regioni che aprirono, Lancia in resta, per volontà di dimostrare che loro non chiudevano, poi si sono ritrovate le terapie intensive piene. Non è colpa dei bimbi o dei ragazzi, il problema è che abbiamo 800.000 persone che vivono in ambienti confinati tutti i giorni per almeno 5-6 ore, e questi ambienti si chiamano aule di scuole, e questo è il vero problema. L'incidenza oggi nella popolazione adulta è di 400 casi su 100.000 abitanti a settimana, quella dei ragazzi in età scolastica supera i 1.000 casi su 100.000 abitanti a settimana. Vuol dire che è più del doppio il rischio che un ragazzo sia infettato rispetto a un adulto. Stamattina a Centro Covid Point della Zoppo a Sarena c'erano lunghe code. Lei le preoccupa questa situazione? Siamo tutti preoccupati, però è il principio del contenitore, no? Cioè, oltre un certo limite tu ci metti l'acqua nel contenitore, ma se la capienza è 1 litro, se ce ne butti dentro 2 litri, 1 litro se ne andrà. Sto dicendo cosa? Che con questa forza lavoro che abbiamo, con questa organizzazione, non avendo altre truppe, questo è quello che noi riusciamo a erogare. Sarei anch'io arrabbiatissimo a fare code, ma noi non abbiamo alternative. Cioè, questi sono i punti vaccinali che impegnano 1.600 persone. Poi abbiamo i Covid Point dove si fanno i tamponi, che sono altri punti nei quali cerchiamo di erogare il servizio. Le faccio un esempio: ho fatto proposta al governo anche nell'ultima riunione di prevedere che si possano fare quei tamponi che spesso si fanno i Covid Point anche presso le farmacie.
ma ancora a tutt'oggi si sostiene a livello nazionale che il potenziale positivo, perché il Covid poi ci va il contatto stretto eccetera, non debba entrare in farmacia. Se noi potessimo avere allargata questa rete con le farmacie e i laboratori privati, è ovvio che decollasseremo molto di più il Covid point. Presidente, oggi inizia effettivamente la stagione invernale, no? Con Santo Stefano. C'è preoccupazione perché a Cortina non va così bene, altrove sì invece. Lei ha detto che la montagna è sicura, è prossima ormai anche l'ordinanza per... Noi andiamo avanti, c'è neve nella montagna veneta, è la montagna del patrimonio dell'umanità, è la montagna delle Olimpiadi, ricordiamolo, e a me risulta che insomma poi in queste giornate sempre sono un po' atipiche, dopodiché so che ci sono prenotazioni e so che c'è volontà di andare a sciare. Noi abbiamo fatto di tutto perché si sci senza tanti problemi. E l'ordinanza per sciare in zona arancione arriverà se eventualmente arriva la zona arancione? Beh, noi la stiamo preparando prima, nel senso che sarà un'ordinanza un po', come si può dire, strutturata, nella speranza che nessuno abbia qualcosa da dire, ma anche rispettosa della sanità e della sicurezza dei cittadini. Aspetta che guardo, scusa. Il Presidente è andato a vedere se si è risolto il caso del ragazzino e pare che sia andata a buon fine questa vaccinazione. E chissà insomma che l'intercessione del Presidente sia servita per tranquillizzare questo ragazzino che non aveva avuto questo momento di cedimento e di insicurezza che ci sta per chi gli ha ricordato che ha un'altra dose. Luca, Agame Fiolli, di 8 anni. Fai la foto con Luca. Attenzione, allora, tanti i bambini e i ragazzini che vogliono farsi una foto col Presidente ancora. Sto giro è necessariamente lungo proprio per questo motivo. Abbiamo sentito il Presidente, ce l'ha fatta questo ragazzo vaccinare? Sì, è anche confermato che non si sente male, solo che ci abbiamo messo un po' per convincerlo sul fatto che no. Fra l'altro voglio ricordare che la Regione, proprio su mia volontà all'inizio, abbiamo fatto, vi ricordate all'inizio dicevo mi fido di tutti, ma io le siringhe me le compro, ce le compriamo per conto nostro. Abbiamo comprato delle siringhe insomma, dove l'ago è impercettibile. Effettivamente se uno non pensa che sta facendo l'iniezione, diciamolo ai bimbi, e non guarda cosa stanno facendo, gli possono dire ha già fatto, perché no, è impercettibile. Addirittura adesso abbiamo, ma non chiedetelo di tutti i centri vaccini, abbiamo comprato anche quelle senza ago nei casi estremi, soprattutto in casi di persone che hanno problemi anche concreti di fare l'iniezione, però direi positiva. Senta. Riguardo alle scuole, Presidente, c'è l'ipotesi di allungare di una settimana le vacanze o comunque fino a fine gennaio. Le ritenete Questo lo vedremo. Tutto è condizionato al fatto che dovremo vedere quale sarà l'incidenza e il grado di infezione. Come ho detto prima, in età adulta siamo sui 400-450 casi su 100.000 abitanti a settimana. E in età scolastica si passano in 1.000 casi su 100.000 abitanti in età scolastica. Del resto anche l'anno scorso noi il picco ce l'abbiamo avuto con l'apertura delle scuole. Quest'anno ci danno una grande mano i vaccini, perché giustamente i vaccini stanno tenendo aperti, perché siamo aperti, tranne discoteche povere, e poi abbiamo un calo di mortalità oggettivamente che l'anno scorso era impensabile. E a proposito di vaccini, voi come Regione avete ricevuto qualche informazione o notizia su Novavax, il nuovo vaccino che dovrebbe arrivare? Questo intanto potrebbe essere interessante, perché toglie l'alibi a molti dei quali non vogliono fare l'RNA messaggero. Adesso immagino che avremo le code per fare il Novavax, no? E come forniture Pfizer, Moderna? Siamo a posto. Ho parlato anche ieri con il generale Figliuolo, anche perché adesso c'è questa anticipazione dai 4 mesi, dai 5 ai 4 mesi della seconda dose, probabilmente arriverà verso il 10 di gennaio e bisogna avere dosi. Dosi ci sono, centri vaccinali ce ne abbiamo, dobbiamo fare in modo di svuotare gli ospedali però dei pazienti, perché siamo veramente preoccupati della pressione ospedaliera,
che non è gravissima, però toglie spazio a malati che non sono Covid, che hanno più diritto in alcuni casi di essere curati. Quanto riguarda la carenza di personale, ad esempio sappiamo negli ospedali ma anche a scuola, forse da gennaio, dopo l'introduzione dell'obbligo per gli insegnanti, pensate per caso di poter chiedere il tampone e richiamare in servizio chi non è vaccinato o ci sono altre soluzioni in vista? Il tema dei non vaccinati da richiamare in servizio è un tema delicato perché è una norma nazionale. Non c'è personale, per cui è un tesoro, è un grande patrimonio anche questi sanitari non vaccinati, però dall'altro c'è da dire che oltre alla norma c'è anche un pensiero da parte dei vaccinati sanitari che dicono noi ci siamo vaccinati, non capiamo perché gli altri non si vaccinano, per cui sta diventando purtroppo anche un dibattito interno. Cambiando un attimo discorso, è trapelata in questi giorni la notizia di una vostra, chiamiamola, sperimentazione in fatto di treni o comunque volontà anche di treni che viaggiano a 1200 km/h, mi corregga se sbaglio. È vero e come state procedendo su questo fronte? Ma i rapporti, i contatti ce li abbiamo da anni. Vogliamo... È una gran pubblicità questa. Un altro bambino poco convinto, Presidente, ma insomma ci sta. Ho capito che è il bambino di prima che correva. E poi dirà, non ho sentito niente, nel frattempo che ha urlato. No, dicevo, a parte questo, noi abbiamo avuto contatti già qualche anno fa. La vicepresidente Verdi è stata anche a Los Angeles, negli Stati Uniti, a vedere il treno non più tardi di un paio d'anni fa. Ho proposto al governo di valutare di fare un tratto sperimentale, almeno in questa fase per le merci, e stiamo parlando ovviamente di una soluzione avveniristica che si sta pian piano facendo capolino nel mondo, e penso che ci possano essere tutti i presupposti con il PNRR di collaudarla e avere un tratto merci per il Veneto che potrebbe essere assolutamente un grande modello, che poi magari può essere anche replicabile. Presidente. No, questo ancora non lo posso dire, magari un tratto anche più breve, perché comunque il costo di infrastrutturazione non è indifferente, però la velocità è tale per cui si abbattono tutti i costi, cioè nel senso che veramente sarebbe un tesoro per noi come Veneto, che siamo molto intasati nella viabilità. E a Cortina arriveremo con l'idrogeno ovviamente quando... Ma questa è la mia idea, ne ho parlato con il ministro Giannini. C'è un bambino che proprio non ne vuole sapere. Io no. Allora dicevo che noi abbiamo la volontà di portare avanti questa partita, ma è altrettanto vero che io ho proposto al ministro Giovannini di riprendere in mano velocemente anche quello che è il treno delle Dolomiti, che potrebbe essere insomma un bel segnale, pensare patrimonio dell'umanità Dolomiti, Cortina, sede delle Olimpiadi, e fare questo tratto Venezia-Cortina con l'idrogeno. Ovvio che non è una roba che si fa domani mattina, ma è altrettanto vero che arriverà in futuro. Se la facciamo per primi è meglio. 3 siti UNESCO, no? Venezia, Conegliano. Sì, perché poi sono 3 siti UNESCO, cioè stiamo parlando di Venezia e la sua laguna, Prosecco, Collina del Prosecco e poi ovviamente le Dolomiti. Questo significa. Presidente, un'ultimissima cosa. Prima lei dal palco accennava a questo studio su Omicron, ha detto non vi anticipo, però no, insomma domani, ragazzi, ci dica un qualcosina quantomeno. Non posso anticipare nulla. No, perché è una cosa seria da scienziati che verrà pubblicata, è uno studio che io personalmente ho richiesto e domani daremo i risultati di questo studio. Che comunque, a prescindere da questo suo top secret... Stiamo parlando della funzione dei vaccini. Ecco, ci dica almeno se sono rassicuranti o no questi domani ve lo diremo. Grazie Presidente. E buone feste a tutti. Ecco, finita questa lunga intervista, abbiamo visto anche tanti bimbi che naturalmente hanno dei momenti di esitazione. Bambini, quindi se ci aiutate a incentivare. Certo, adesso noi andremo anche magari a intervistarlo direttamente, il direttore generale, vediamo se si libera.
Intanto continuiamo a vedere il presidente Zaia qui tra le persone, insomma, che ha piacere di incontrarlo, farci due parole, una foto, una dedica, stringere la mano. Ecco, vediamo anche una signora che ha il suo libro. Il direttore adesso è impegnato con l'anamnesi di un ragazzino. Intanto noi continuiamo a inquadrare il presidente Zaia e appena avrà finito con questo bambino il direttore, che lo vediamo che sta spiegando a questo ragazzino, insomma, con tutte le cautele, con tutte le informazioni che questo ragazzino necessita, come si svolge la vaccinazione, eccetera. Senza dubbio anche i bambini, quando vanno a fare l'anamnesi, hanno delle curiosità, per cui tra poco riusciremo a farci due parole e a sentire da lui come proseguirà anche questo servizio qui a San Vendemiano. Anche il presidente Zaia lo avvicina, senza dubbio vorrà salutarlo prima di andare via. Il presidente è molto attento, molto preoccupato a questi bambini magari che hanno poca sicurezza nell'accedere a queste vaccinazioni, ma lo abbiamo ripetuto allo sfinimento, ci sta in questi contesti che ci siano bimbi più o meno tranquilli ad approcciarsi alla vaccinazione. Magari sono tranquilli fino a un minuto prima di entrare nel box e poi naturalmente davanti al sanitario con la siringa eccetera hanno un momento di esitazione che è più che comprensibile. E poi ci sono le operatrici, gli operatori che cercano in tutte le maniere di rassicurarli, eccoli qua con i loro costumi, con sguardi assolutamente gentili. Vediamo se riusciamo ad avvicinare intanto il direttore Benazzi. Direttore Benazzi, siamo in diretta. Buongiorno e complimenti per il suo costume. Grazie. Senta, allora l'abbiamo vista impegnato all'anamnesi. Spieghiamo come procederà anche l'attività di questo centro e poi per le vaccinazioni pediatriche generali. Sì, questo centro fino al 10 di gennaio farà vaccinazioni solo ai minori 5-11 anni, con la possibilità di fare in minore 500 vaccinazioni al giorno. Dal 10 in poi faremo, ad orari poi decideremo, vaccinazioni minori e adulti, dividendo la giornata in modo tale da dare la garanzia ai minori e ai genitori soprattutto di fare un canale privilegiato in modo da non intersecare gli adulti. Ecco, come si accede? Spieghiamolo e invitiamo magari anche ad approfittare di queste giornate di festa in cui i bambini sono a casa. Certo, allora intanto per i minori 5-11 anni possono venire liberamente a fare le vaccinazioni, quindi accesso diretto. Però consiglio ai genitori, per evitare magari di fare coda, per esempio oggi non abbiamo avuto coda perché erano tutti prenotati, di possibilmente prenotare la vaccinazione. Poi se uno non riesce a prenotare può venire tranquillamente ad accesso diretto. Visto che ha fatto l'anamnesi, cosa le chiedono i bambini? Beh, noi chiediamo, i bambini ci chiedono se fa male la punturina, io spiego loro che è proprio come una puntura di una zanzarina, che poi non fa per niente male, se hanno un po' di fastidio mettono un po' di ghiaccio nel pomeriggio e poi possono tranquillamente giocare con i loro amici. Senta, parliamo dei numeri della Marca Trevigiana che continuano a essere significativi. Sì, sono molto elevati, ogni giorno purtroppo abbiamo una media di 800-900 positivi al giorno, però la cosa vantaggiosa qual è? Che rispetto alle altre ondate nel 2019-2020, oggi noi riusciamo a contenere questo virus grazie alla vaccinazione. Difatti noi non abbiamo persone che hanno la terza dose booster ricoverate, ma abbiamo solo persone anziane, magari con patologia, che hanno fatto 2 dosi e che quindi di conseguenza la difesa anticorpale stava scemando, per cui ovviamente consiglio a tutti di vaccinarsi. Ci si aspetta che questi 15 giorni di pausa delle scuole possano in qualche maniera allentare anche i contagi su quel fronte? Assolutamente sì, perché è chiaro che lo stare insieme, l'assembramento può portare a positività. Però una cosa è certa, l'utilizzo della mascherina anche all'esterno ci aiuterà sicuramente a ridurre ovviamente la trasmissione del virus.
Ultima cosa, il presidente Zaia si è detto preoccupato della pressione in area medica di fatto, no? Avete una grossa presenza di pazienti positivi in ospedali anche se non in terapia intensiva? Assolutamente sì, noi anche all'oggi abbiamo ricoverato 303 persone in area ovviamente non critica, che di queste oltre il 90%, siamo intorno all'89-90%, sono non vaccinati, il 10-12% vaccinati sono vaccinazioni con seconda dose che devono ancora fare la terza dose booster. Grazie al direttore Benazzi. Daniela, tu dimmi da studio se andiamo avanti oppure se riprendi la linea. Considera che il presidente è qui che gironzola, insomma, ma perché gli piace stare un po' tra le famiglie e i bambini. Adesso farà senza dubbio una foto anche con gli operatori, con il direttore Benazzi, con il direttore sanitario Formentini. Lina, allora noi abbiamo visto, insomma, il direttore che scherza. Sì, noi abbiamo visto davvero il grande lavoro che stanno facendo, non solo, che ha fatto anche il presidente Zaia nel convincere i bimbi che sono, insomma, ovviamente insicuri durante la vaccinazione, ma anche il direttore generale Benazzi che dà consigli, che parla con i più piccoli, ricordiamo che sono bambini piccoli, quindi, e anche il grande lavoro che stanno facendo non solo i sanitari ma anche tutti i volontari che sono lì per l'inaugurazione, lo ricordiamo, di questo centro vaccinale pediatrico. Lina, se tu hai detto tutto, noi riprendiamo la linea. Sì, il presidente Zaia sta salutando, lo vedi anche tu Daniela, direi di sì, poi naturalmente ulteriori servizi eccetera nel corso dei telegiornali di questa sera. Adesso qui il centro, vista anche l'ora, si sta anche un pochino svuotando, senza dubbio poi ci saranno molti altri bambini prenotati per il pomeriggio. È stato comunque un importante avvio di questo centro, di questa attività. Ricordiamolo di nuovo, vaccinazioni esclusive per i bimbi, allora abbiamo sentito il chiarimento del direttore Benazzi, fino agli 11 anni, fino al 10 di gennaio. È una posizione strategica questa di San Vendemiano, perché naturalmente sappiamo che è raggiungibile con l'autostrada, quindi potrebbero decidere di utilizzarla diverse altre persone. Presidente, vuol fare un ultimo saluto? Buone feste. No, saluto, ringraziamento a voi che siete sempre in prima linea. Grazie. Cioè, quando io arrivo voi ci siete già, quindi qualcosa non mi torna. No, nel senso, grazie, anche perché è bene far vedere poi che non è, cioè, come se non è una sala torture, è solo la volontà di dare una risposta a queste famiglie e a questi bimbi che vogliono essere vaccinati. Dopodiché, se qualcuno non si vuole vaccinare, c'è la libertà di accesso alle vaccinazioni, però vanno rispettate le libertà di tutti. Senta, ci dica un'ultima cosa, che Natale ha trascorso? Casa, ormai viviamo tutti nelle bolle, no? Come si dice. Faccio appello veramente ai veneti, ai trevigiani, insomma tutti i veneti, e faccio appello perché si faccia molta attenzione, perché i cluster e le infezioni delle festività sono quelle classiche che poi ci portano a tanti guai. Vorremmo svuotare gli ospedali e fare in modo che gli ospedali si occupino di pazienti non Covid, pazienti che hanno diritto ad avere cure oncologiche, che hanno diritto ad avere interventi chirurgici, perché ricordiamolo quelli che dicono che il Covid non esiste. Il Covid non esisterà, ma occupa spazi in ospedale che altrimenti sarebbero occupati da altri. Questo è vero, è tragico, è la tragedia. Avanti tutta. Grazie. Buon Natale e buone feste. Grazie Presidente. Allora Daniela, hai sentito le ultime parole del Presidente, ha annunciato come detto domani la conferenza a Marghera, ha delle novità importanti che non ha voluto anticiparci più di tanto, ma siamo curiosi naturalmente di sentire domani cosa ci dirà. Sarà interessante capire se sulla variante Omicron davvero questo studio della Regione Veneto porta dei dati incoraggianti, ce lo auguriamo tutti, naturalmente che i vaccini coprano rispetto anche a questa nuova variante. Direi di fermarci qui con la nostra diretta da San Vendemiano, Daniela, e restituirti la linea. Io e Sandro Ponchio che siamo qui, insomma vi salutiamo e vi ringraziamo naturalmente per aver seguito anche i momenti magari più lenti, ma era un bel reportage anche per chi deve farsi un'idea sul venire qui. Grazie davvero, grazie Lina, grazie anche a Sandro Ponchio, grazie per averci fatto vedere anche questi momenti importanti della vaccinazione, della continuazione delle vaccinazioni e l'inizio di questo centro vaccinale pediatrico. Prima di dare la pubblicità, i dati...
Quasi 9 milioni di euro in più per luce e gas. È quanto si troveranno a pagare il prossimo anno gli albergatori di Jesolo a causa del caro bollette. Un salasso che spinge l'associazione Jesolana Albergatori a lanciare l'allarme sul rischio di vedere compromesso l'inizio della prossima stagione balneare. Parliamo di aumenti che toccheranno circa i 600 euro camera indicativamente, quindi su un albergo stimato medio di 40 camere vuol dire avere un aumento di 20.000 euro abbondanti, se non anche 25, di costo energia e gas. Questo chiaramente è moltiplicato per le strutture alberghiere solo jesolane, parliamo di un aggravio per le aziende alberghiere di quasi 9 milioni di euro per la stagione 2022, quindi un aggravio piuttosto importante. Dopo il colpo e le perdite subite a causa della pandemia, gli albergatori avevano chiesto aiuti per potersi rialzare. Direi che questo è quanto di più lontano potessimo auspicare. Sono anni che chiediamo aiuti, in qualche modo agevolazioni, sgravi fiscali per poter portare avanti quel processo di destagionalizzazione che da anni si cerca di percorrere, chiedendo la decontribuzione ad esempio dei rapporti di lavoro nella bassa stagione. Non è mai arrivato questo, ci aggiungiamo anche questi aumenti di costi. È chiaro che in periodi come febbraio, marzo, per le nostre strutture pensare di aprire con queste cifre, questi importi che saranno necessari per riscaldare le strutture alberghiere in momenti in cui la stagione è indubbiamente non ai suoi massimi, diventa forse un'opportunità sconveniente, quindi probabilmente molti opteranno per tenere chiuso nella bassa stagione. A questo si aggiungono anche le disdette del periodo natalizio. In questo momento le percentuali di occupazione sono molto basse, arriviamo a un 25% solo per la notte del 31. C'è molta incertezza che non aiuta ovviamente a convertire in prenotazioni la voglia di far vacanza degli italiani e non solo. Attendiamo fiduciosi. Lezioni per i diversamente giovani, in quanto sono tagliati fuori dalla società se non conoscono un minimo di computer. L'analfabetismo informatico non è connesso con l'appartenenza ad una particolare classe sociale né ad un particolare livello di scolarizzazione o livello culturale. Colpisce trasversalmente alcune categorie di persone, gli artigiani, alcune mamme non lavoratrici e soprattutto gli anziani. Con lo scopo di aiutare queste categorie, nella sede dell'Auser, nel quartiere Pertini, è iniziato un corso di informati. Questi insegnanti, che sono bravissimi, sono giovani e masticano tutto il giorno tecnologia, insegnano i rudimenti per consentire agli anziani di fare quelle brevi e piccole operazioni ma necessarie per poter contattare il dottore, per poter fare il Green Pass, per poter fare molte cose che altrimenti sarebbero tagliati fuori. Per le 10 lezioni da un'ora tenute da 2 insegnanti sono richiesti 20 euro di iscrizione. Inizialmente le persone si approcciano al corso in media per imparare ad utilizzare proprio le basi del computer. Poi però dopodiché cominciano ad arrivare domande un pochino più complesse, quindi come interfacciarsi per esempio al sito del comune e a Sanità Chilometro Zero, comunque tutte quelle applicazioni che servono nella vita di tutti i giorni. In media tendiamo a fare anche questo. Quanti gli iscritti? Beh, per ora abbiamo fatto 4 corsi e di questi 4 corsi abbiamo avuto il full di iscrizioni, appunto, anche a gennaio siamo pieni, quindi insomma sta andando molto bene, ha riscosso decisamente molto successo. Io non ho l'abitudine di condannare e di dire questo non va, altre robe. Ho sempre questa abitudine di cercare le motivazioni profonde quando ci sono queste manifestazioni. Il vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziolla, non condanna nessuno, ma cerca di capire quali siano le motivazioni della movida violenta, caotica, che sta infiammando contrappescherie e definisce la nuova generazione i giovani del ritiro. I giovani del ritiro, cioè la nostra società non li invita a entrare dentro in modo attivo, in modo partecipativo, e forse la pandemia ha anche aggravato questo, e quindi c'è quel ritiro o nelle proprie case o nei propri gruppi, lasciandosi andare, o un mondo alternativo come viene offerto dai social media, e quindi seguire quello restando a casa nella propria scrivania, nella propria stanza, o quello di lasciarsi andare. Allora quando
ci si lascia andare è evidente che la trasgressione, il vino, la droga possono essere come delle compensazioni che sono sbagliate, ma allora il problema non è condannare i giovani, è dialogare con loro, capire questo fenomeno e aiutarli tutti insieme a essere protagonisti del cambiamento del. Questa era una selezione delle notizie più importanti in arrivo dal Veneto degli ultimi giorni. Vi auguriamo ancora buone feste.